Siamo a Fuorigrotta, il quartiere più popoloso di Napoli, 71.808 anime. Oggi 71.810, perché oltre a me c'è pure Carlo che mi sta aspettando per andare a mangiare. E non vedo l'ora. Fuorigrotta è uno dei quartieri più popolosi e vivaci di Napoli, noto per il suo spirito dinamico e popolare. Qui convivono il tifo acceso dello Stadio Maradona, l'energia della mostra d'oltremare e l'anima quotidiana dei suoi viali alberati. Un luogo dove la modernità si intreccia con l'identità partenopea più autentica. Sono Carlo Gaiano, ho 39 anni e sono un food blogger. Da circa 10 anni ho cominciato a fare delle videoricette, per lo più sui social, per le persone come me che al ritorno dal lavoro la sera avevano voglia di un piatto facile, veloce ma allo stesso tempo saporito. Negli anni ho raggiunto i 3 milioni di follower che io chiamo amici sui social e ho scritto anche un ricettario, lo chiamo così, il mio libro di cucina, e sto lavorando per il secondo libro o ricettario. Seguitemi sui social cercando Carlo Gaiano. Uè Carlo! Enrico, Come stai? tutto a posto, tu? Tutto bene, quasi tutto bene, ho fame. Dove andiamo a mangiare? Tavolo riservato. Sono Marcello Fontana della pizzeria Tavolo Riservato Fuorigrotta, Napoli. Per me la pizza non è cucina, per me la pizza è amore, famiglia e passione. Perché dovresti venire a mangiare la pizza da me? Perché ti ha già scioccato. Ah, già capite, hai prenotato il tavolo, ma dove andiamo a mangiare? In quale pizzeria? Si chiama proprio Tavolo Riservato. Ah, il nome del locale. E che mi fai mangiare? A pizza Ndorutiel Ranon. Wow, il nome è già tutto un programma. Ma sei sicuro che è buona sta pizza? Enrico, tu te la mangiare sta pizza? Certo. E vieni appresso a me. Cominciamo a pagare per sta pizza. Marcello, come stai? Poi Carlo, tutto a posto, tu come stai? Tutto a posto, guarda chi ti ho portato oggi. Oh, mi portate Enrico Pozzi, grande maestro. È un grande piacere per me, Marcello. Enrico, non perdiamo tempo perché oggi devo far mangiare il migliore padellino, la pizza Ndorutiel migliore di Napoli. Io numero uno, io più forte, io più bravo. E come stai? E ormai tutti quanti sempre la stessa cosa. Allora, fai una cosa. Stavolta è uscito pure il tavolo, quello là. Poi vatti a accomodare che io nel frattempo faccio due chiacchiere con Marcello. Va bene. Allora, Marcello, pizzaiolo napoletano con la specializzazione del rutillo. Da quanto tempo fai questo lavoro? Enrico, da 5 anni. E in questa sede da quanto tempo? Qua fuori grotta un anno e mezzo. Com'è nata la tua passione per la pizza?
Già tenevo questa passione, però seguivo il lavoro di papà, siamo commercianti alimentari. Ma c'è una bella storia veramente, ma non è finita ancora. Voglio curiosare nella tua postazione di lavoro. Henry, e vieni appresso a me. E vaga sai. Allora Marcello, pizza nel rutiello, la tua pizza nel rutiello, con quale tecnica di impasto la prepari? Faccio un prefermento biga per 24 ore. E poi Lo rinfresco e lo metto a riposare per 2 giorni. un totale di 72 ore e noto anche qualcosa di diverso, soprattutto nella scelta delle farine. Sì, Enrico, uso una farina zero con germi di grano con un'aggiunta di cereali. Idratazione spinta. Sì, al 77. Senti, un'ultima cosa, la cottura. Lenta, docile e mai aggressiva. Mi sembri preparato, motivo per cui oltre al tuo cavallo di battaglia, o rutiello da non, mi devi fare una pizza dedicata a Bud Spencer. Te ci metti in difficoltà, me la fai? Enrico, è certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu strapizzami di coccole. E mo sta pizza a Bud Spencer. Come c'è? Carlo, eccomi qua. Ieri, allora com'è andata? Bene, Marcello mi ha svelato anche un po' dei suoi segreti. Oh, guarda che locale, molto elegante, anche curato nei minimi particolari. Sembra quasi di stare in un sushi. Diciamo, una pizzeria suscettibile. Senti, ma a proposito, lui mi ha detto che è poco più di un anno che sta in questo locale, quindi lo conosci da poco. No, io in realtà seguo Marcello dall'inizio della sua carriera. E inizialmente era a Pomigliano d'Arco e poi il centro storico e ora sarà un annetto e mezzo che è qui. Hai sempre mangiato stu rutiello da nonno? No, lui fa benissimo anche la pizza contemporanea, quella a 3 cotture e la ruota di carro. Senti, comunque mi fate venire una fame solo a spiegarsi pizza. Speriamo che questo rutiello mi soddisfa. Henry, non ti preoccupare. La tecnica della pizza nel rutiello risale a tempi in cui i forni non erano sempre disponibili nelle case delle famiglie napoletane. Questa tecnica valorizza la semplicità degli ingredienti e regala un sapore unico e intenso. Oggi è un simbolo di tradizione e creatività, tutta partenopea. Henry, sta arrivando la pizza. Ecco il nostro rutiero della nonna. Alla base ci sta pomodoro San Marzano, pomodorini datterini, olive taggiasche, capperi di pantelleria, origano di montagna e basilico fresco e pesto di aglio orsini. Buon appetito! Grazie. Dale. Che profumo. Hai visto lì? Dobbiamo assaggiarlo. Assolutamente. Un pezzo a te, un pezzo a me. Con le mani, Carlo? Mi raccomando. Assolutamente. Ecco Henry. Arruscatella, arruscatella. Mamma mia. Hai visto? Un'esplosione di sapori in bocca. Per esempio, a me ricorda proprio le domeniche a casa di nonna. Henry. Questo conosce la nonna di Marcello. È buona. Henry, dà proprio l'idea della pizza di Santa Anastasia. Carlo, veramente
una pizza coi fiocchi, eh? Non è facile perché si dice che il vero pizzaiolo si vede dalle pizze semplici come la marinara e la margherita. In questo caso una marinara rivisitata dalla giusta sapidità, ingredienti ben equilibrati, pomodori, soprattutto i doppi pomodori, un sapore unico. Però pensandoci buono, ma che zecca Santa Anastasia? Allora Enrico, io divido le pizze, diciamo, tra quelle cittadine, quelle un po' più moderne, più contemporanee, e quelle un po' più, chiamiamole, classiche, caserecce. In pratica a Santa Anastasia facevano il pane cafone, fanno ancora, e con la rimanenza dell'impasto loro facevano la pizza. Veniva fuori una pizza, sai, il forno dove si cuoceva il pane, sopra bella morbida e sotto, come anche questa, croccantissima. Vabbè, comunque si è capito, ovviamente, era il suo cavallo di battaglia, non ha sbagliato niente. Però tu non lo sai che io ho voluto metterlo in difficoltà. Gli ho chiesto anche una pizza dedicata a Bud Spencer. Moverim si è bravo veramente. Non ti preoccupare Enrico. Carlo, a proposito di bravura, tu che sei un grande chef, Eri chef, cuciniere. con 3 milioni di follower, sei uno chef, me la fai una pizza per il nuovo menù di Enrico Porzio? È certo che te la faccio. E allora stendiamo il disco di pasta sottile e con un po' di cornicione. Mozzarella di bufala di Battipaglia, salsiccia di maialino nero casertano Mi piace. e cipolla ramata di Montoro caramellata. Wow, un filo d'olio e opla! In forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. La pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. Tarallo napoletano, sugni e pepe sbriciolato. Il basilico a crudo. Per finire, un filo d'olio delle colline cilentane. Guagliù, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure una pizza da 3 milioni di follower sa da saper fa'. Signori, anche gli angeli mangiano fagioli. Sarebbe? Henry, mangi e poi mi fai sapere. Buon appetito. Carlo, assaggiamo e facciamoci sapere. Tu prendi il tuo e io prendo il mio. Ah, allora, padellino croccante, doppia cottura, da quasi l'effetto della frisella. Assaggiamo. I fagioli, il piatto preferito da Bud Spencer. A proposito, il nipote, non so se hai visto, li sta riproponendo in scatola. Polpo alla Luciana, tipico del borgo di Santa Lucia, perché Bud Spencer era nato a Santa Lucia. E a proposito di Santa Lucia, le cozze. Sai quanti cozze che ha fatto un piccolo di Santa Lucia? Non ho idea. Comunque bella idea veramente. Buono buono. E allora Enrico, com'è andata? Benissimo, adesso inizia a bere perché il piccante si fa sentire. Però io ti devo fare una domanda dall'esito scontato, giusto Sacci? Ma te l'hai già fatto. Marcello, si merita il grembiule di strapizzami di coccole? È certo che se lo merita. E allora lo raggiungo e a te ti ringrazio
perché venire da Salerno fino a Napoli ti sarà costato una fortuna. Guardi, una fortuna, la benzina, un po' l'autostrada. E allora, visto che è costato poco, vamo pure con. Benzina, autostrada, Ocund, e puro parcheggio, Enrico! Marcello, complimenti. Grazie Enrico. Bravo veramente, a te e al tuo staff. Accoglienza impeccabile, servizio perfetto, massima pulizia. Ma poi le tue pizze, 2 chicche, un routier la nonna. Mi hai fatto emozionare. Ho rivissuto tutti i bei momenti con mia nonna, le sue carezze, i suoi sguardi, i suoi sorrisi. E poi anche gli angeli mangiano fagioli. Al primo morso sono saliti in paradiso. Una zuppa leggermente forte, polpa alla luciana, le cozze, il tuo padellino super croccante. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche emozionarsi mangiando un rutiello sa da saper fare.